Mi chiamo Giacomelli Stel Luigi, ma mi chiamano il Mistring, che in friulano verrebbe a dire quello che faceva più di un mestiere. Scuole elementari una volta insegnavano un po' di tutto. Chi faceva come lavori manuali, chi c'era che impastava l'argilla e faceva dei vasi, quelle cose là. Io invece mi è sempre piaciuto lavorare il legno. E mi sono fatto insegnare da un mio cugino che aveva solo 4 anni più di me. Mi ha insegnato, ero in quinta elementare e ho fatto il primo cesto. E dopo di quello non so dire quanti ne ho fatti. La plastica a quei tempi non se ne parlava, quindi si faceva il cesto per la stalla, si faceva il cesto per la spesa e la cesta per le mele, per le noci, per le nocciole, si raccoglieva tutto. Per la struttura portante si usa noi lo chiamiamo voir, sarebbe orniello o frassino minore. È una pianta che cresce nei terreni magri, sabbiosi, cresce poco ed è molto malleabile. Per la tessitura dopo si usa il nocciolo. È preferibile raccoglierli in autunno inoltrato o d'inverno, quando la pianta non germoglia, insomma, quando è caduta la foglia. Il nocciolo, bisogna cercare quel nocciolo piuttosto con la corteccia bianca, significa che è cresciuto poco e quindi le venature interne sono molto fitte. Invece quelli che crescono in terreni più buoni, allora quelli crescono troppo, hanno le venature larghe e non si prestano bene. Lo strumento principale è il cortellaccio, che in friulano noi lo chiamiamo cortellaccio. E poi c'è la roncea, in friulano diciamo la roncea, in italiano roncola. Il cortellaccio si usa per tagliare il legname che serve. E la roncea si usa per ricavare dal nocciolo le strisce per fare il certo.